Anche durante la messa ci sarà il confessore, se qualcuno vorrà ancora fare la confessione, sempre lì vicino alla sacrestia grande.
ti attende, alleluia. O sole che spunti da oriente, splendore di eterna bellezza, porta la luce nel mondo e la gioia insieme. Vieni, oh Signore, la terra ti attende, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e l'amore di Dio nostro Padre sia con tutti voi. Carissima brava gente, intanto vi dico grazie per la vostra sosta insieme dinanzi al Signore. Saluto anche quelli che ci stanno seguendo da casa e sull'altare oggi vogliamo portare tutti i nostri desideri, le vostre intenzioni di preghiera. Ricolmi il Signore di grazia le nostre vite e chiediamo perdono al Signore per far sì che questo momento sia ricco di gioia, perdono per le nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia. Come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli, poiché con la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi. Così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La mia anima esulta nel mio Dio. La mia anima esulta nel mio Dio. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. La mia anima esulta nel mio Dio.
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. La mia anima esulta nel mio Dio. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. La mia anima esulta nel mio Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono, astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama, egli farà tutto questo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti ad interrogarlo, tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo? Né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, e a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. E allora, come state? Non sento. So che alcuni hanno fatto un viaggio da lontano, so che alcuni hanno da casa e sono rammaricati e c'è una bella comunione spirituale. E allora con voi abbiamo scelto questo giorno per scambiarci gli auguri, ma soprattutto per ringraziare insieme il Signore per il cammino che stiamo vivendo. E la parola che ci viene incontro è una parola straordinaria, che poi fa sempre il Signore le cose. E
la figura di Giovanni Battista. Una figura che ci interroga profondamente. Al tempo di Gesù c'erano i professionisti della legge, coloro che erano gli esperti della Torah, che sapevano tutto di Dio. Giovanni non sceglie di essere professionista di Dio, della legge cioè, ma sceglie di essere professionista di Gesù. Se i primi non catturavano più l'uomo perché la loro parola non incideva, i professionisti di Gesù invece guardano il cuore e prendono l'anima. Io penso che da questa prima sfaccettatura, da questa prima ricchezza, o se volete anche provocazione, abbiamo un elemento per la nostra vita. La brava gente è invitata ad essere professionista di Gesù, non delle formule, professionisti di Gesù. E quando è che si diventa professionisti di Gesù? Quando si familiarizza sempre più con Lui. Un altro aspetto è il secondo. Se ci fate caso, i maestri della legge, quando si presentavano, aumentavano i titoli. Io sono fariseo, io sono dottore, io sono nel Tempio, io sono. Giovanni Battista invece è bellissimo, usa la sottrazione. Tu sei Elia? No, non lo sono. Tu sei uno dei profeti? No, non lo sono. Tu a nome di chi parli? No, non parlo a nome di nessuno, io sono solo la voce. Loro volevano, i professionisti, essere la parola. Giovanni sceglie di essere la voce, quindi gioca sempre per sottrazione. E qui è una seconda indicazione straordinaria che troviamo per il nostro cammino. In un mondo che cerca titoli e qualifiche, in un mondo che cerca sempre di apparire e poco di essere, Giovanni ci dice sii l'essenza, sii l'essenza. A volte basta poco. Quando mettiamo un poco di lievito fermenta tutta la pasta, o l'aceto madre, no? Dà più sapore, o ancora l'essenza di un profumo, basta pochissimo che davvero contamina tutto. Ecco, Giovanni Battista ci invita ad essere l'essenza, sapendo che questa essenza non si smarrisce, ma lascia il segno. Una terza indicazione. Giovanni Battista esce dal Tempio. Giovanni viene da una stirpe di sacerdote, il papà Zaccaria, i Leviti. A lui fa un'altra scelta, un po' quello che ci raccomanda Papa Francesco, e cioè di uscire dal Tempio. Si era accorto che il Tempio era diventato vuoto, che il Tempio era diventato solamente qualcosa di pietra, di decorativo e basta. Giovanni sceglie di iniziare il cammino partendo dal deserto, potremmo dire partendo da una terra orfana di Dio. E allora qui è la terza suggestione per il nostro cammino. Partire e ripartire da una terra orfana di Dio, e che se apparentemente lontana, ma cerca Dio. L'orfano per eccellenza cerca sempre il padre o la madre. E allora credo che ciascuno di noi debba sentirsi davvero investito da questa parola. Sapere di testimoniare in una terra orfana di Dio, di testimoniare la cosa più bella che c'è, la paternità di Dio.
o se volete la maternità di Dio. E qual è l'atteggiamento che meglio qualifica la persona che traduce o cerca di tradurre o si impegna a tradurre la paternità e la maternità di Dio? Io credo che l'atteggiamento più bello sia quello delle braccia allargate, di chi non alza muri, di chi non va dietro al pregiudizio, di chi non esclude, ma semplicemente di chi si fa cuore, di chi si fa accoglienza. Credo che questa oggi è la sfida del cristiano. E se voi vedete tante critiche dai professionisti della legge a Papa Francesco, da che derivano? Dal fatto che Papa Francesco mantiene le braccia allargate. E allora chiediamo questa grazia al Signore. Cuore grande e braccia allargate siano i tratti distintivi della brava gente. A volte capita che cadremo anche noi, ma ci si rialza, ci si riprende il cammino e la vita va più spedita avanti. Chiediamola questa grazia al Signore per intercessione di Maria, che insieme a voi chiamo e insieme a Don Tonino Bello chiamo donna del primo sguardo. La donna del primo sguardo è colei che ha accolto il figlio. Gli uomini e le donne del primo sguardo sono gli uomini e le donne innamorati della vita. E allora faccio mia a nome vostro questa preghiera. Santa Maria, donna del primo sguardo, donaci la grazia dello stupore. Il mondo ci ha rubato la capacità di gioire. Non c'è rapimento negli occhi. Siamo stanchi di aguzzare la vista, perché non ci sono arrivi in programma. Tu che hai provato sulla tua pelle, o Maria, le sorprese di Dio, restituiscici, ti preghiamo, il gusto delle esperienze che salvano e non risparmiarci la gioia degli incontri decisivi. Santa Maria, donna del primo sguardo, donaci la grazia della tenerezza. I tuoi occhi vestirono di carità il Figlio di Dio. I nostri a volte spogliano i figli dell'uomo. E allora donaci il tuo stupore, donaci occhi che rivestono l'altro della tenerezza del Figlio tuo. Assisti il nostro cammino, proteggi i nostri passi, benedici le nostre famiglie. E ora vogliamo far sì che la parola di Dio ascoltata diventi preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Vogliamo pregare per Papa Francesco, che domani festeggia il compleanno. E in questo momento gli diciamo: ti stiamo accanto, ti siamo vicino. E preghiamo il Signore che lo assista nel suo cammino di pastore della Chiesa universale. Preghiamo. Vogliamo pregare per tutta la brava gente che non è potuta essere qui, perché senta la forza della nostra presenza, il sorriso della nostra gioia, e il Signore lenisca le ferite ed esaudisca i desideri. Preghiamo. Vogliamo pregare per ciascuno di noi. E credo che la preghiera che portiamo nel cuore, che a volte è inesprimibile, in un momento di silenzio, la portiamo tutta sull'altare di Dio. Per queste intenzioni preghiamo. Ascoltaci.
Andiamo a invocare il dono della pace. A te, Signore, gridiamo la nostra impazienza. Tu sai l'ora e il giorno in cui questa pace sulla terra abiterà. Dacci e donaci la pazienza. Per questo preghiamo. Ascolta, Signore, le preghiere che ti abbiamo presentato. Ascolta quelle che portiamo nel cuore. Te lo chiediamo per intercessione di Maria, per intercessione di San Francesco, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo, per i tuoi doni elargiti, te Padre ringraziamo. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, donati il pane di vita e il sangue salutare. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua. Sempre si rinnovi, o Signore, l'offerta di questo sacrificio, che attua il santo mistero da te istituito, e con la tua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli, e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore, e noi, in attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Insieme. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti,
Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, i nostri vescovi, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Qui vogliamo ricordare tutti i nostri cari defunti. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo, San Francesco, San Massimiliano e tutti i santi che a ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed insieme, con libertà e fiducia, verso un Dio che ha solo progetti di bene per ciascuno di noi, diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu regni e tu la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un gesto di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
ma disse soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiamo. Imploriamo, Signore, la Tua misericordia. La forza divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
stasera abbiamo un bel regalo, perché ho chiesto ai frati di portare qui le reliquie di San Francesco e proprio accanto a noi c'è un'importante reliquia del corpo di San Francesco. E allora la benedizione è per ciascuno di noi, per i desideri che portiamo nel cuore, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per i progetti che abbiamo. La viviamo con le parole che San Francesco dettò a Frate Leone. E insieme a voi vorrei dire grazie a San Francesco per tutto quello che sta operando nella nostra vita. E insieme vorrei che si levasse anche un grande applauso a Papa Francesco, che ci ha mandato un pensierino che adesso io darò a ciascuno di voi. Lo facciamo? Forza, Noi abbiamo fatto una promessa a Papa Francesco, che ogni sera ci ricordiamo, di lui nella preghiera. E lui ogni tanto me lo dice, quindi motivo per cui io ho detto che vivevo questa celebrazione con voi e mi ha dato la sua immaginetta, e poi invece io ho messo un'immaginetta di San Francesco. So che molti di voi l'avete fatto, avete trovato la statuina da mettere nel presepe, e io ho pensato, se qualche famiglia non ha questa statuina che si trova, almeno possa mettere l'immaginetta che ricorda un po' l'esperienza di Assisi, e queste le ho prese a Sacro Convento da noi ad Assisi. Prima della benedizione ancora io vi devo ringraziare per tante cose, perché se il Signore mi dà la forza di sorridere alla vita è grazie alla vostra preghiera, io di questo ne sono stracerto. E poi c'è una bambina che mi ha scritto una lettera, e dal momento che il prossimo 25 e 26 maggio vivremo insieme al Papa la giornata mondiale dei bambini, allora vorrei far leggere questa lettera sapendo che in piazza a San Pietro lunedì si riunisce il comitato, lunedì si riunisce il comitato e i due momenti sono probabilmente al Circo Massimo, quindi proprio qua vicino, e l'altro la sera prima, e poi l'altro momento a piazza San Pietro. Ho detto a Papa che porteremo oltre 100.000 bambini da tutto il mondo, quindi la brava gente si dia da fare. Poi incaricherò Gabriele Uva, che vedo, di prendere, ve lo scriverò, un'email che faremo apposita per la brava gente con i figli o i nipoti a piazza San Pietro, quindi avremo uno spazio importante. Poi saluto pure Andrea, che ho visto, lui si occuperà insieme a Luigi dei volontari, la gestione della macchina del volontariato, e ce ne sarà bisogno, quindi chi di voi ha forza e tempo, perché poi deve stare a disposizione 24H, soprattutto l'ultimo mese, farete riferimento a loro, soprattutto ai più giovani, ti dico, oppure ai figli della brava gente, ragazzi che desiderano mettersi in moto per questo evento, in modo che avremo anche la forza, quindi non sarà solo quelli della Costiera Amalfitana, Andrea, saranno anche un po' da tutta Italia come volontariato. E quindi queste le cose. Allora, pensando ai bambini e alle bambine, io vorrei leggi, com'è il nome? Benedetta, e chi meglio di te, vedi, vieni qua, Benedetta. Allora, sentiamo. Ciao Padre Enzo, mi chiamo Benedetta. Mia mamma fa parte
parte del gruppo della brava gente, ma a volte ti sento anch'io. Ti volevo dire grazie perché mi hai dato la possibilità di conoscere il Papa e tanti bambini di diverse nazioni. Quel giorno ero felice perché ho capito qual è la nostra casa comune. Quanto io sia fortunata ad avere un popolo tranquillo, senza guerre. Io prego per la pace nel mondo. Auguri di buon Natale. Grazie Benedetta. Ho fatto leggere questa lettera a Benedetta pensando ai tanti bambini, ai tanti bambini che ho incontrato e che incontreremo. Ecco, vedete, la loro semplicità ci educa davvero alla bellezza di un mondo sereno e tranquillo. L'altro appuntamento con la brava gente sarà a Scala, per chi è nelle vicinanze, il 1° gennaio, dove celebreremo la messa per invocare il dono della pace. Ecco, chi sta lontano ci seguirà e chi sta in quei giorni in costiera o vuole trascorrere qualche giorno in costiera, ci vediamo giù a Scala. La prossima celebrazione, perché lo so che aspettavate questa, lo so, la prossima celebrazione la faremo a San Pietro, quindi saremo lì, sarà una grande gioia, e poi vediamo che cosa il Signore ci riserva, perché il Signore è sempre grande di sorprese. Voi pregate perché insomma possiamo essere sempre sintonizzati con Lui, sempre sintonizzati con Lui, è la cosa più importante. E ora vogliamo ringraziare i frati cappuccini, glielo facciamo un applauso, ai frati cappuccini. Vi diciamo grazie perché però non vi abbandoniamo, dove sta Padre Guardiano? Non vi abbandoniamo perché comunque ho scelto di dormire qui, quindi io verrò sempre qui e ci sentiamo e andiamo avanti. Il loro affetto davvero è consolante, come consolante è questa basilica. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia splendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo sguardo e vi custodisca la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, per intercessione di San Francesco, scenda su di voi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Due cose, adesso una alla volta vi do le immaginette, quella del Papa a nome suo e poi quello che ho preparato io con la benedizione di San Francesco, e fuori ci sono 2 o 3 testi, qualcuno mi aveva chiesto il foulard, l'ho portato, e così li prendete. Poi c'è Ignazio che insomma sta gestendo questa parte. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace.